prossimo 13 dicembre l'autopsia sul corpo del campione di ciclismo travolto ed ucciso a Montebello dal camionista fuggito, lo strazio della moglie su Facebook. Angelo mio, sapere che non ci sei più mi fa a pezzi. Lo schianto e la laurea inesistente mercoledì pomeriggio a Volto a Brusegana, ai funerali di Riccardo Faggini, il 26enne morto nello schianto che ha scosso le coscienze. Gli chiedono una sigaretta ma non ne ha, 21enne cameriere aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzi in centro a Verona, il giovane in ospedale, indagini della polizia locale. La prima riunione del Comitato del Nord, Umberto Bossi che parla di Lega senza identità, la ricaduta nei territori, invocano compattezza il governatore Zaia a Milano per il forum delle regioni e il sindaco di Treviso. Dal caro bolletta alle borse di studio, il pacchetto di misure proposte dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico come emendamenti alla legge di bilancio, le misure sono state illustrate a Padova. Vandalizzato il nuovo albero di Natale in piazza Marconi a Montecchio Maggiore, tranciato il cavo delle lucette, il sindaco, gesto vergognoso che tocca un simbolo. La rubrica Il tuo presepe, già tantissimi video arrivati in redazione da stasera nei nostri telegiornali, le vostre creazioni della natività. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque questi titoli li avete sentiti, ma in primo piano il sondaggio che vogliamo proporvi, che riguarda uno degli argomenti che sta facendo più discutere con commercianti ed esercenti divisi e riguarda il pagamento con carte. Solo sopra i 60 euro, se siete d'accordo componete il sì, quindi il verde 0422 16 26691, se invece non siete d'accordo il rosso con il no 0422 16 26690. La chiamata è gratuita e l'esito di questo sondaggio questa sera nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora andiamo con la cronaca. Si allungano i tempi dell'addio al campione. Davide Rebellin, travolto e ucciso da un tir pirata mercoledì a Montebello Vicentino. Slittano ancora i funerali. Il nulla osta sarà dato dal magistrato a conclusione degli esami autoptici che sono stati fissati per la prossima settimana. È stata fissata per martedì 13 dicembre l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, l'ex campione di ciclismo travolto e ucciso da un tir pirata mercoledì scorso lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. La procura di Vicenza ha incaricato il medico legale Vito Cirielli per l'esame autoptico. Si allungano così anche i tempi per il funerale previsti nel Duomo di Lonigo, dove vive la famiglia d'origine del campione. Solo dopo l'autopsia arriverà il nulla osta del magistrato per poter celebrare le esequie. Sono giorni di attesa per tutti i familiari, la moglie Françoise Antonini Rebellini in primis, con cui il ciclista viveva a Monte Carlo, che ha affidato ai social lo straziante addio al compagno. Angelo mio, l'orrore che hai passato mi strazia, scrive in un post. Andare avanti sapendo che non ci sveglieremo più l'uno nelle braccia dell'altro mi fa a pezzi. E a piangerlo è tutta la comunità di Lonigo, sotto shock anche per le modalità dell'incidente, in cui emerge dalle ricostruzioni della procura berica che l'autista alla guida del tir, 62enne, fuggito in Germania e con precedenti commessi in Italia, si sarebbe accorto di quanto accaduto, tanto da scendere dal camion e avvicinarsi al corpo per poi risalire sul mezzo e scappare. Non è possibile che uno si fermi e poi risalga nel mezzo e vada via. Siamo stati tutti colpiti proprio, una cosa che ci ha toccato veramente. In Germania, da quello che ho sentito lì per televisione, non hanno neanche l'arresto per l'omicidio stradale e via dicendo, insomma. Intanto continua il lavoro della procura. Gli investigatori potrebbero arrivare a chiedere anche una misura cautelare, viste le dinamiche dell'incidente e la fuga dell'uomo, che lavora per una ditta di spedizioni in Germania, indagato per omicidio stradale con omissione di soccorso, per cercare di cristallizzare al più presto ogni singolo elemento utile a ricostruire quanto accaduto. Ed è stata fissata la data dei funerali di Riccardo Faggini, il 26enne padovano morto lo scorso lunedì in un incidente stradale in via Romana a Ponense.
Si svolgeranno mercoledì pomeriggio alle ore 15 nella sala polivalente della parrocchia di San Martino di Volta Brusegane i funerali di Riccardo Faggin, il 26enne padovano morto lo scorso lunedì notte in un tremendo schianto lungo via Romana Ponense tra Abano e Padova mentre tornava a casa. Il ragazzo è deceduto la sera prima di quella che doveva essere la giornata della sua laurea in scienze infermieristiche, ma la discussione non era prevista dall'università perché il ragazzo aveva sostenuto appena una manciata di esami. Molti familiari e amici sono attesi per l'ultimo saluto al giovane. Per consentire a tutti di poter partecipare si è deciso di spostare così i funerali nella sala polivalente. Dalle 11:30 di mercoledì mattina fino alle 14 sarà invece aperta la camera ardente presso la chiesa dell'obitorio dell'ospedale civile di via Cornaro per quanti volessero portare un ultimo saluto a Riccardo. Gli hanno chiesto una sigaretta e quando ha risposto che non ne aveva è stato aggredito e picchiato. La polizia locale di Verona indaga sul brutale pestaggio che ha visto cadere sotto i colpi del branco un cameriere di 21 anni finito in ospedale in serie condizioni. Il fatto è accaduto 2 sere fa nella zona di Piazza Viviani, un grave atto di violenza che ha riportato alla mente la tragedia che scosse nel 2008 la comunità di Verona, la morte di Nicola Tommasoli, ucciso di botte proprio per essersi rifiutato di cedere una sigaretta. E continuiamo con la cronaca. Confiscati dai conti correnti all'ex imprenditore trevigiano Luigi Compiano oltre 15 milioni di euro per l'evasione di tasse e di imposte, ennesimo capitolo dell'inchiesta legata al crack della NES. Dopo il sequestro lo scorso luglio della villa di via Ugo Bassi da 1.200.000 euro, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito la confisca di oltre 15 milioni di euro sui conti correnti di Luigi Compiano, l'ormai ex imprenditore trevigiano condannato per il crack della Nord-Est Service. Una rovinosa bancarotta venuta a galla insieme al patrimonio di auto, moto, imbarcazioni che Compiano aveva comprato distraendo milioni di euro dalle casse del gruppo, leader nella vigilanza privata. Rigettato il ricorso in Cassazione con cui i legali dell'ex patron della NES miravano al trattamento sanzionatorio più morbido, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello legata al recupero di tasse e imposte mai pagate. Oltre ad aver compiuto tutta una serie di illeciti, aveva anche dal punto di vista tributario fatto delle irregolarità e dei veri e propri reati tributari perché non aveva versato milioni di euro di imposte ritenute. Un importo di evasione molto importante e rilevante. La condanna in via definitiva per l'omesso versamento delle imposte non è che l'ultimo capitolo in ordine di tempo dell'inchiesta avviata nel 2011 dalla Procura di Treviso nei confronti di Compiano. Un'indagine dai numeri eclatanti emersi via via che gli approfondimenti proseguivano, così come eclatante è l'evasione fiscale rispetto alla quale ora lo Stato si rivale. Già da diversi anni la Guardia di Finanza si sta concentrando sulle grandi evasioni. Noi cerchiamo di operare in maniera chirurgica su coloro che inquinano il mercato, come dire, sugli imprenditori che non sono onesti e che quindi hanno un vantaggio competitivo rispetto agli imprenditori che invece versano tutte le tasse. La prima riunione del Comitato del Nord, Umberto Bossi che parla di Lega senza identità, la ricaduta nei territori. Non bisogna creare spaccature ma restare compatti, invocano il sindaco di Treviso Conte ed il presidente del Veneto Zaia a Milano per il Festival delle Regioni. Credo che sia nato con la volontà di aprire una discussione all'interno del partito e non certo di romperlo, e quindi l'appello che faccio è quello del dialogo, del confronto, per non buttare via un patrimonio, soprattutto quello elettorale, che ha fatto della Lega il partito e il movimento più vicino alle esigenze della gente. Sì al dialogo, al confronto interno al partito, purché non sfoci in una frattura. Così il sindaco di Treviso Mario Conte sull'incontro del Comitato del Nord di Umberto Bossi, a cui hanno preso parte anche esponenti storici della Liga Veneta come l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè e l'ex senatore Giampaolo Vallardi, lì secondo Conte più per curiosità che per aperta adesione al progetto. Se in questo momento stiamo vivendo una fase di calo dei consensi, dobbiamo rivedere probabilmente le tematiche, in alcuni casi anche le persone che interpretano le segreterie, però io credo che attraverso il dialogo e il confronto si possa recuperare tutto, perché le spaccature non portano mai a dei buoni risultati. Identico concetto nelle parole del presidente del Veneto Luca Zaia a Milano per il Festival delle Regioni.
Noi in questa fase abbiamo bisogno di unità e non di divisioni. Dopodiché la Lega è un grande partito, è inevitabile che ci siano estrazioni sociali, culturali e anche ideologiche diverse, perché poi la Lega ha raccolto veramente molte persone. Come diceva Bossi, da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada. Per me esiste la Lega, punto e basta. Festival delle Regioni in cui ha tenuto banco il tema dell'autonomia col ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, che ha dettato una tempistica, una ricognizione di 6 mesi da parte della cabina di regia sull'attività dello Stato e delle regioni. Poi inizieranno a uscire LEP, costi e fabbisogni standard. Avevo messo provocatoriamente una bozza sul tavolo, ha concluso, se no non si sarebbe mai partiti. Il potere alle regioni non è solo un capriccio politico, secondo il leader del Carroccio Matteo Salvini, tanto che sul tema arriva l'ok del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ormai d'accordo su tutto con Zaia, scherzano i cronisti. Quasi su tutto, tranne che sulla gastronomia, perché lui... Vi ricordo che la pizza napoletana l'ha fatta Luca Zaia STG a livello comunitario. Dai, mettitela via. Vi devo dire che, vabbè, quando siamo andati al Festival di Venezia non siamo riusciti a trovare un po' di fegato alla veneziana. No, sei andato nei posti sbagliati. Dice che d'estate non... Sarei andato alla bella Napoli a mangiare fegato alla veneziana. Welfare al centro del pacchetto di misure proposte dal gruppo consigliare regionale del Partito Democratico come emendamenti alla legge di bilancio. Le misure sono state illustrate a Padova. Un salvagente da 200 milioni di euro a sostegno dei cittadini veneti. Il gruppo regionale del Partito Democratico lancia la manovra di salvataggio proponendo una serie di emendamenti alla legge di bilancio regionale. Gli assi portanti su cui fondano le richieste dei consiglieri regionali Dem sono sociale e sociosanitario e welfare per i giovani. Il capitolo più consistente riguarda il sostegno alle famiglie contro il caro bollette con la creazione di un fondo di 50 milioni. Rischiamo di avere almeno un 10% dei cittadini del Veneto che passeranno l'inverno al freddo perché non hanno i soldi per riscaldare casa. È una questione di qualità della vita, ma anche una questione sociale, sanitaria, e pertanto se in questo bilancio abbiamo trovato 85 milioni per una pista da bob per le Olimpiadi di Cortina, abbiamo trovato 55 milioni per coprire il buco della superstrada pedemontana veneta, tanto a maggior ragione dobbiamo trovare invece i soldi per aiutare i veneti in difficoltà. Sul fronte della sanità, la proposta per fronteggiare la carenza di medici di famiglia di 10 milioni per l'integrazione dell'indennità annua di collaboratore di studio. Per evitare che succeda serve aiutare i medici di base dando loro personale amministrativo che si occupi della parte burocratica, che faccia fare ai medici i medici, in modo tale che la parte burocratica sia fatta invece da personale di segreteria. Per far questo chiediamo alla Giunta di mettere 10 milioni di euro indirizzati solo qui, nel fatto di assumere personale amministrativo che svolga la parte burocratica. Un pacchetto importante di misure riguarda il welfare, come gli aiuti alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia e dei centri estivi, misure per la non autosufficienza e diritto allo studio con un fondo per coprire tutte le borse di studio universitarie. Da sempre lo stanziamento che la Regione fa per le risorse indicate sulle borse di studio non è in grado di coprire le richieste. Facciamo un emendamento in cui chiediamo alla Regione del Veneto sostanzialmente di mettersi al pari di tutte le altre regioni con poli universitari prestigiosi e chiediamo di mettere appunto le risorse che servono per essere in grado di erogare agli studenti idonei e beneficiari ciò che è un loro diritto. E infine il trasporto pubblico locale. Chiediamo 15 milioni per far sì che gli studenti under 14 abbiano la gratuiticità nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e studenti e lavoratori under 19 abbiano anche loro, in base all'ISEE che non superi i 30.000 euro l'anno, il trasporto pubblico a titolo gratuito. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, andiamo a Montecchio Maggiore dove è stato vandalizzato il nuovo albero di Natale in piazza Marconi, tranciato il cavo delle lucette, il sindaco, gesto vergognoso. Un simbolo del Natale infranto, illuminato a metà il nuovo albero di Natale in piazza Marconi a Montecchio Maggiore per colpa dei vandali. Ieri, dopo essere stato inaugurato ufficialmente sabato, si è illuminato solo a metà
Alla verifica dei tecnici del comune è risultato che il cavo delle lucette era stato tranciato di netto a circa 1,5 metri di altezza, lasciando dunque senza elettricità tutta la parte inferiore. Ferma la condanna da parte del sindaco Gianfranco Trapula, che lo definisce un gesto vergognoso che ferisce la comunità perché va a colpire il simbolo del Natale. Gesto per cui è scattata la denuncia presso le forze dell'ordine locali, che si sono già attivate per individuare i responsabili anche attraverso le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti in piazza. Un 2022 da incorniciare per la scuderia M2 in Superbike Gran Galà a Cittadella. Un'eccellenza del territorio diventata eccellenza nazionale. Una crescita che fa rumore, quello dei motori Aprilia, un'escalation che ha regalato emozioni a ogni curva, brividi lungo la schiena e una lunga serie di vittorie in Superbike. M2 Racing e Revo Racing si tirano a lucido nel galà di Cittadella, un'occasione per fare il bilancio di una stagione che tra l'altro ha visto arricchire la bacheca con una Coppa Italia Dunlop Cup. Il nostro team vanta di 4 diverse vittorie in 4 diverse categorie. Emozioni che restano indimenticabili, come il loro ricordo. Tutte le gare della Dunlop Cup dove abbiamo vinto con Alex Bernardi 5 gare consecutive, le wild card fatte con Alessandro Del Bianco alla National Trophy e alla Coppa Italia sempre la Dunlop Cup, vinte di gran lunga sugli avversari con queste moto fornite da Aprilia e assistite dal nostro team. Protagonista indiscusso di una stagione che brilla, illuminata dai tanti successi e dalla fame di vittorie per il futuro, è il pilota Alessandro Del Bianco. È stata una grande stagione, la mia prima stagione in sella all'Aprilia, devo dirti che è stata una grande emozione. Abbiamo sfiorato il titolo per poco, però devo essere solo che contento perché è stata, credo, la mia miglior stagione fino ad ora. Quello che qua mi è piaciuto tantissimo è stata la mia squadra. Quindi moto, incredibile, però la squadra che ho avuto intorno quest'anno, il team Revo, il team Nuova M2, è tutta gente che non potrei farne a meno. Quando si parla di futuro non si può prescindere dal passato. Guardandosi alle spalle, la carriera di Enzo Chiappello è più di una garanzia per la crescita del team. Il futuro nostro dico del nostro team o del team anche giovane che sta nascendo vicino a noi, sarà proprio quello di lavorare sui giovani, sui giovanissimi, ancora più giovani. La gente può pensare che il mondiale MotoGP sia molto più importante del campionato italiano, ma per quanto mi riguarda li posso mettere sullo stesso livello. Brindisi anche per la categoria 12 pollici. Al 12 pollici Italian Cup siamo arrivati in 2 categorie secondi, quindi siamo vice campioni italiani, sia nella mini GP 14 cavalli over, cioè la categoria dei pesanti, sia nella categoria mini GP 14 cavalli under, cioè nella categoria dei leggeri. Torna la nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potete raccontare con le immagini la vostra creazione. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. E proprio per quanto riguarda la rubrica Il tuo presepe, già moltissimi video che sono arrivati in redazione. Allora vi mostriamo la prima carrellata di natività con le creazioni di Fabrizio da Silea, Giancarlo Spironello di Treviso, Luigi Urdic da Postioma, la famiglia Ogniben di Vedelago e Sebastiano Marchese, sempre di Vedelago.
Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Aumenta temporaneamente la pressione sul nostro territorio, dunque torna il bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 dicembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, cielo da sereno a poco nuvoloso, ma con varie riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, in parziale sollevamento soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione. Temperature in lieve calo, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece comprese tra 7 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo una nuvolosità più consistente, specie su pianura e costa, con locali foschie. A seguire sarà via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 9 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo poche novità, tempo molto soleggiato con qualche nube residua, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.